purtroppo siamo in attesa di questa emozione.
Siete perché c'è dall'altro lato. C'è ansia, tanta ansia. Non so che dire, l'euforia che avevo prima non ci sta più. Mi dispiace. Questo momento era... Ma voi a me vi conoscete? Mai. E guardatene poco meglio. Non ci vedo. Non ci vede. Tu ci vedi, ci vedi. E Sto aspettando le pistole che le porta Papella. È venuto Papella. E non ce l'ha, ha dimenticato le pistole. È andato a pigliarle in armeria. Vabbè. Volete a chi tu là? Gino! Esci un attimo che la capa forte. Poi calmo. Ha vinto 500 euro, gratta e vinci. Ci devo offrire qualcosa. I che mazza! Penso che saranno contenti di me, non lo so. Quindi ho sostituito una persona, è una cosa breve che devo fare, piccola, ma comunque mi fa piacere perché è una bella compagnia, sono molto solari tutti quanti e saranno sicuramente bravi. Questo lo posso dire perché non posso constatare, è la prima volta, mi dispiace. Grazie. Come sono fresca, mamma mia, guarda. La schizza proprio. Che freschezza, mamma mia. Il bimbo ancora deve nascere però, tra poco nascerà, un paio di ore L'ottimo nascerà un bel mascolo. ho fatto un maschietto. Non lo so però come si chiama. Cessi Bandito, Santana, cose del genere. poi decideremo. Comando, buon divertimento. Volete a chi le la cravatta rossa? Vediamo, lei dopo. Ha vinto 500 euro, gratta e vinci. I che mazza! Manca un caffè. E tengo i surci che spezzano proprio. Però con 500 euro se potesse accattare 2 orologi, ci faccio il prezzo buono. Qual è il problema? Prego. E vai, scegliete. Ho accattato un orologio. Ah, l'ha accattato il vicino, Scegliete. Mi piace chi sta a me così, guarda. Anche se comprate pure, grazie a Dio. Da donna, da uomo, sportivo, elegante, quello che volete, comprate. Devo dire è un modo molto particolare di festeggiare un compleanno. Devo dire anche bello perché comunque festeggiare un compleanno con la cosa che mi piace di più direi che è molto bello. Poi compio 13 anni. Grazie. Lunghissima vita e carriera a terra. Vuole dire qualcosa su questo ragazzo? No, non devo dimenticare di fargli dire una battuta, sennò è che me levo saluto. Qual è la battuta? Può apparire? Ma chi si tu non si cogliano mai? E capito, perché si manca i cani biscotti e non c'è la maggiorita. Spaccina figura in merda. Questa è un'altra avventura che facciamo insieme. Speriamo che andrà bene come tutte le volte. Speriamo che torniamo a casa soddisfatti. Speriamo che torno con la voce. Perché il 13 devo fare un altro spettacolo al Teatro Totò e devo cantare. Che ti devo dire? Io sono sempre contenta di stare con voi. Mi auguro che voi con me. Saluto anche Riccardo Citro, perché Riccardo Citro è parte della nostra vita. Questo andrà su Facebook. E allora gli farò i saluti, Riccardo. A me personalmente manchi pure a Raffaele, vieni. Pure Raffaele, pure a me, Anche a me, Riccardo. Hai visto? Manchi un po' a tutti. Quindi speriamo di avere Emanuela, Carla, Riccardo. Ragazzi, fateci una merda anche da lontano.